Amici bellini, per un martedì pazzesco non potevo che postarvi un video del genere. Non fatevi spaventare dalla lunghezza, se ne scende come, non lo so, come un Baileys con ghiaccio a Natale. È una cosa bellissima. Quindi lasciate un sacco di like, diffondetelo anche con i vostri amici. Vi presento Maurizio Zaccone, che è una delle persone, uno dei giornalisti che stimo di più al mondo. E ci vediamo anche alla fine perché ho una considerazione finale da fare. Quindi andate, se non avete tempo adesso, cliccate. Ah, a proposito, benvenuto Pasquale Borrelli, mi raccomando, dato che YouTube ogni tanto mi fa sparire degli iscritti, controllate, iscrivetevi, disiscrivetevi, iscrivetevi di nuovo e cliccate sulla campanella perché sennò non ci capiamo niente. Grazie a tutti, ci vediamo alla fine dell'intervista, vai! È un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Amici bellini, è un onore e un piacere avere qui sul canale un giornalista, uno scrittore che io stimo tantissimo da sempre, Maurizio Zaccone. Benvenuto e grazie. Buonasera Valerio, a te e a tutti quelli che ci stanno seguendo. Maurizio, io ogni volta che tu scrivi qualcosa, ricordo il tuo libro Sputta Napoli, ma in generale i tuoi post di approfondimento sono un momento importante perché tu vai un pochino oltre e noi vogliamo guardare oltre, vogliamo guardare in avanti, però volevo mettere un punto e farmi aiutare da te sulla questione Napoli-Verona, che è diventata una questione. Mi è piaciuto il modo in cui tu l'hai affrontato, parlando del dopo più che del prima. Mi aiuti a ricostruire il tuo pensiero al riguardo? Allora, il momento emotivo col quale abbiamo vissuto il post Napoli-Verona non devo certo raccontarlo, perché è uno di quei rari momenti in cui siamo stati tutti uniti ad ogni latitudine, in ogni fascia d'età. Scoramento, delusione, perplessità, voglia di capire qualcosa in più. Non ce l'aspettavamo e quindi è inevitabile, sono momenti che capitano nelle tifoserie, nelle squadre. L'anomalia è scattata un attimo dopo. Francamente io l'avevo vagamente prevista, conoscendo l'andazzo, e forse non sono stato il solo. Infatti il mio appello a un rapido intervento davanti alle telecamere in un'altra modalità della società l'ho auspicato e caldeggiato subito, al primo post che ho scritto, al primo articolo che ho scritto. Prima ancora di parlare di Napoli-Verona, subito ho detto è il momento di metterci la faccia. Perché? Perché il silenzio non è silenzio vero. Quando non si parla, si dà adito a qualsiasi voce, a qualsiasi congettura, a qualsiasi ricostruzione di prendere campo. Cresce e alla fine si finisce per, non dico dare credito, ma per veramente confondersi ancora di più. In questo poi c'è un elemento fondamentale, che una forma di rispetto che deve esserci verso la tifoseria. Ed è un qualcosa che sono le basi del marketing di una qualsiasi azienda. Non è che lo devo spiegare ad un'azienda che fattura 150-200 milioni di euro, che dovrebbe esistere un ufficio comunicazione che si preoccupa di relazionarsi con i clienti, se la vogliamo mettere sotto il profilo aziendale. Senza dimenticare che l'humus e il motore che anima queste aziende sono la passione, e il calore e l'amore, cioè sono elementi diversi. Io non scelgo un prodotto, parlo in termini aziendali perché spesso siamo invitati a ragionare in questo termine, ma lo sport tutto è fuorché questo. Però voglio dire, io un'azienda, se compro una macchina, la macchina non va, io cambio la macchina, la squadra non la cambio, perché io quello che spendo lo spendo per acquistare emozioni, passione, non mi interessa, il bilancio non arricchisce me. Io mi arricchisco il minuto di una passione che mi darà 1000 sofferenze e le accetto, non c'è problema. Però in cambio cerco di avere un'empatia. È proprio così, tu mi fai ragionare su una cosa proprio oggi, proprio con queste parole. Il brand awareness è talmente importante, non ci stiamo confrontando solamente, i tempi sono cambiati. Quando io compro qualcosa di un brand che sia, faccio un esempio stupidissimo, la marca di un caffè, noi qui siamo su Caffè Napoli, marca di un caffè, succede qualcosa nel mondo, il pubblico, il tuo target, i tuoi customers devono sapere se quella
quella marca del caffè è pro, è contro e qual è la sua opinione su quello che succede nel mondo. Lo dico da chi abita in America e quindi qui è forse anche più amplificato. Se succede un episodio di razzismo, io devo sapere se Dunkin' Donuts è pro, contro e qual è la sua opinione, a prescindere da quello che è il prodotto che mi vado a comprare. Quindi questo è un grandissimo spunto che ci dai ed è molto profondo e spero che arrivi chiaro a chi ci ascolta, perché il silenzio stampa, il silenzio in generale non è più accettabile. Il silenzio stampa per una squadra di calcio che vive sulla passione dei tifosi è impossibile. Francamente lo spunto l'hai dato proprio tu, perché si va tu sei andato estremamente oltre, lasciandoci intendere che un grande brand, un grande marchio ha una responsabilità che travalica il prodotto stesso. Qua invece nel mio ragionamento eravamo rimasti ancora solo al prodotto. Hai ragione. Cioè, poi voglio dire, hai messo in campo un tema assolutamente importante, la responsabilità globale che ha un'azienda di prendere posizioni su questioni che a volte non riguardano assolutamente il prodotto stesso. Ma qua stiamo parlando ancora solo di prodotto. Qua stiamo parlando di concedere ai fruitori dei tuoi servizi una spiegazione, una lettura. Il silenzio stampa, dico cose che saranno state pensate e dette un po' da tutti, aveva una logica e noi l'abbiamo voluta interpretare così, a protezione del gruppo squadra, nell'interesse quindi della società che diventava l'interesse dei tifosi. Un minuto dopo che è finita il 90esimo, è finita la partita, quel silenzio stampa diventava solo un silenzio stampa per tifosi, perché non hai più niente da proteggere, adesso hai solo da spiegare. E francamente che dalla società, dai calciatori, dall'allenatore stesso, io sono rimasto dispiaciuto anche di questo. Un uomo che abbiamo conosciuto per il suo essere sanguigno, rispante, verace, per dire le cose così come stanno, francamente la letterina d'addio non mi è piaciuta. Ma tu ti interrompo. Vedi in quella lettera parole di Gattuso, cioè viene per forza il dubbio che non siano parole sue. No, ma che siano sue o non sue, nel mondo della comunicazione ci viviamo tutti e sappiamo benissimo che se esco con un paginato su un giornale piuttosto che su una pubblicità mi affido comunque a qualcuno, un ufficio stampa, un social media manager che mi va a strutturare il messaggio, che poi sicuramente sarà partito sinceramente da lui, però ci sono momenti nei quali è indispensabile metterci la faccia, bisogna vedere gli occhi, bisogna sentire il tono. Bravo. Ma non è che parliamo di tanto, parliamo di due parole. Ora, quello che ci è stato raccontato, quello che abbiamo inteso più o meno è che la società abbia imposto, Politano è stato chiaro, il silenzio stampa ai calciatori sulla questione specifica, perché poi sì, hanno parlato d'altro, hanno salutato sui social l'allenatore, però non si può parlare di Napoli-Verona. E perché non si può parlare di Napoli-Verona? Forse perché ne deve parlare la società, e allora perché ne parlasse la società? Non parlarne, non concedere una spiegazione, nel frattempo si rilascia pure l'intervistina al quotidiano portoghese. Io sono sempre molto attento a non elaborare un giudizio inficiandolo con un pregiudizio. Non andiamo a pensare minimamente se mi è simpatico o non simpatico il presidente, se mi è simpatica o non simpatica la società. Il punto non è assolutamente questo. Io mi devo aspettare due parole, che poi questa tifoseria, la tifoseria in generale, si accontenta davvero di poco. Ci sono momenti di calore, di effervescenza, di rabbia che comunque svaniscono velocemente. Adesso si sta facendo accumulare e sedimentare un distacco così totale che già è oltre un decennio che 1000 messaggi ci hanno messo a distanza. Noi sappiamo che il Napoli è una società, è un'azienda ed è di proprietà di una società, non è di proprietà dei calciatori, non c'è azionariato popolare. Però noi quando parliamo di Napoli diciamo noi ci siamo comprati, noi abbiamo venduto, noi ci sentiamo, ma non ne parlava mio padre, ne parlava mio nonno, cioè voglio dire è sempre andato in questo modo, il calcio vende emozioni e sentimenti e poi bisogna far quadrare anche i conti. Ma quando io cerco di convincerti e spiegarti in sostanza con un messaggio tacito, io non ho niente da dirti. Non ti interessa cosa succede. Il campo è andata male, ti presento il nuovo allenatore, ti faccio vedere il programma, io non devo darti spiegazioni. Crea un distacco troppo forte e doloroso che va a violare anche elementari regole di marketing, è controproducente per l'azienda stessa, perché questo attrito a chi fa bene? Non fa bene a nessuno.
Hai ragione, hai perfettamente ragione. E quando mi parli di sentimenti, non posso non legare la prossima domanda con la questione Superlega, che resta completamente attiva, e siamo in attesa di risposte definitive. Tu scrivevi: fatevi la Superlega ma lasciateci il Super Santos, Certo. per darci anche l'idea di quello che significa il calcio per noi. Una bella storia come Villarreal, Manchester United sarebbe difficile da raccontare in un domani. Cosa credi che succederà? La UEFA porterà avanti quello che sta dicendo, oppure si risolverà tutto in una bolla di sapone? Ai piani alti si parla di politica, Valerio, quindi alla fine saranno scelte politiche, accordi, eccetera, eccetera. Quello che mi lascia sgomento è che, ripeto, società che fatturano centinaia di milioni e che dovrebbero avere grandi professionalità al loro seguito, al loro servizio, abbiano partorito un'operazione in modo così sbagliato. Non l'hanno, oltre ad essere sbagliata l'operazione, non l'hanno saputa proprio vendere. Parliamo di un'operazione internazionale con una banca che ha messo miliardi di finanziamento cioè era tutto fatto. Adesso sono usciti anche i documenti dell'accordo che c'era fra tutte le società, i criteri di partizione, i soldi anche da dare ai club minori, eccetera, eccetera. E tu fai un annuncio di notte, perché la Super League fu annunciata di notte, come che se hai qualcosa da nascondere. Sì. E in realtà, tornando alle regole basilari del marketing, quando io devo offrire qualcosa perché sono costretto, cerco di generare l'illusione della domanda. Quindi che faccio? Faccio finta di dire che la Super League la sto creando perché è il pubblico che me lo chiede. Mi invento un sondaggio, faccio finta di coinvolgere i tifosi, parliamo veramente di poco. Invece in questo non si sono saputi minimamente muovere, e in meno di 24 ore l'indignazione mondiale è riuscita a far partorire un topolino anziché un elefante. Di questo possiamo compiacercene. La storia ci racconta che questo è sempre successo. Proprio in quei giorni io ho la fortuna di tenere di far parte di un corso all'Università della Calabria sul management della storia e l'etica nel calcio. Mi sono state assegnate 8 ore nelle quali parlo ai ragazzi dell'università di vari aspetti della storia del calcio. Sabato abbiamo parlato dell'epoca maradoniana e del sarrismo, e abbiamo fatto un lungo 3 ore di chiacchiera su quello che il modo in cui la piazza napoletana ha vissuto queste cose. Nella precedente lezione invece abbiamo parlato di storia del calcio, e c'è stato un momento, un secolo fa praticamente, per dirti come è tutto corsi e ricorsi storici. Nel calcio italiano all'epoca i grandi club insorsero contro la FIFA, che era la FIGC dell'epoca, in sostanza, la federazione italiana, perché volevano un campionato elitario, perché c'erano troppe squadre, perché loro erano già appressate da troppe spese e non potevano fare tutte queste partite contro squadre minori di lignaggio inferiore. Ci fu lo stesso identico scontro, era una Super League in miniature praticamente. Fecero il patto di Milano, 16 club costituirono una Superliga italiana, solo che non si trova una sintesi. Quindi la FIFA non accettò tutto questo, e per un anno, nel 1920-21, si sono tenuti in Italia 2 campionati, uno della, chiamiamola Super League, e uno di campionato nazionale. Infatti abbiamo 2 scudettate. L'anno dopo poi riuscirono a trovare una sintesi. Sì, per dirti, queste cose sono sempre successe, però sono sempre nate dai mecenati di turno, patroni, eccetera, eccetera, che pretendevano di imporre il loro volere o di sanare i loro problemi che loro hanno creato. Perché, tornando alla Super League, ma chi ha chiesto ai grandi club di indebito? Certo. Quanto è entrato a te o a me dello stipendio di Neymar o di Messi? A noi non ce ne può fregare di meno. Non è che Mbappé giocherebbe meno bene se prendesse qualche milione in meno. L'avete voluto fare voi. Quindi nel momento in cui avete creato un problema, non pensate che siamo noi a doverlo risolvere, in sostanza. È proprio vero. Assistiamo oggi, l'Inter vince uno scudetto quest'anno e si trova nella condizione di non poter garantire al proprio allenatore competitività l'anno successivo, e l'allenatore molla. Comunque gli danno una buona uscita. Si parla, insomma, fu uno dei migliori terzini che gioca nel campionato italiano, che deve essere venduto a chi riesce a fare la migliore offerta. Insomma, come si può? Il Napoli prende Spalletti, ma come può competere l'anno prossimo con queste potenze che comunque, che possano permetterselo o no, avranno i migliori giocatori e quindi avranno un vantaggio?
che ci siano società più ricche che abbiano dei vantaggi economici, questo è normale, perché sono piazze più importanti e meno importanti. Però chiaramente tu puoi provare a bypassare questo gap lavorando con un maggiore intuito, magari sfruttando un settore giovanile, non è certo il caso del Napoli, ma sfruttando al meglio le frecce al tuo arco. Il problema è quando tutto questo è falsato e drogato. Quando nel momento in cui io acquisto un calciatore, in sostanza, quello discorso Valerio è semplicissimo. Non c'è logica per la quale io debba acquistare un calciatore a un prezzo superiore a quello che mi può far guadagnare. In un'azienda non deve intervenire il fair play finanziario. Nel mondo economico non esiste che ci sia un soggetto terzo a dirmi cortesemente spendi un po' meno di quanto guadagni. È un principio naturale dell'economia, spendere meno di quanto si guadagna. Certo. Abbiamo cominciato in Italia con i Moratti e Berlusconi e hanno poi proseguito nel mondo i sceicchi e gli emiri, drogando il mercato, falsi tutto il sistema, è inevitabile. Poi dopo ci troviamo giocatori super pagati, ma che non c'è interesse a tenerli a questo stipendio. Adesso però c'è un'inversione di tendenza. Al di là del fair play sembra che questi grandi club si siano stancati di buttare questi soldi. Questo potrebbe riportare tutto in debitari normali, dove un Napoli avrà un potenziale sempre limitato superiore a tanti club, inferiore ad altre piazze, con blasoni e numeri di tifosi minori. Però potrà sperare nella fortuna, nell'annata giusta, nell'acquisto indovinato e via dicendo. Il calcio, diciamo, ci ha raccontato queste favole e le favole devono uscire, perché il calcio sono le storie, sono le favole, non sono gli albi d'oro, non sono un foglio Excel da consultare, sono sempre solo emozioni, nulla più. E infatti quando noi guardiamo da esterni le finali, no? In Europa League abbiamo guardato la favola di Albiol, perché quella di Albiol per me è una favola a quell'età, finire da capitano ad alzare quella coppa, quella di Jorginho che fino a poco tempo fa era un giocatore che giocava nella Serie C italiana e si trova da protagonista ad alzare la Coppa dei Campioni con il Chelsea contro una di quelle potenze di cui parlavamo. Non che il Chelsea non lo sia, perché anche lì parliamo non parliamo di Davide contro una favola, sì, è chiaro. Sono numeri diversi, però la Premier League ha lavorato discretamente bene alla fonte, con la redistribuzione dei diritti TV in maniera molto più democratica. Questo ha permesso un'altissima competitività nel campionato, favole come quella dell'Leicester, ma comunque squadre che alla griglia di partenza possono essere tutte candidate al titolo praticamente. Noi abbiamo invece da 10 anni un campionato narcotizzato e francamente questo perde anche da appeal all'estero, e quando non se lo comprano all'estero te la suoni e te la canti tu, ma i soldi ormai sono un flusso del mercato internazionale e la Serie A non ha l'appeal di una volta, lo ha sempre meno. È proprio così. Maurizio, io per ringraziarti di questa chiacchierata che, mamma mia, questo è, io mi sento cresciuto, ho tantissime altre domande, ho capito delle cose in più e ti ringrazio. Una dei miei cavalli di battaglia è sempre stato per far crescere il Napoli, visto che il fatturato non cresce, visto che è difficile senza investire sulle strutture far crescere proprio la società. Ho sempre parlato di una figura, almeno una figura che nello spogliatoio faccia da tramite tra società, allenatore e anche i media, e si parla in questi giorni di dare un ruolo a Gianluca Grava come team manager. Come vedi che questa operazione, se andasse in porto, potrebbe aiutare la squadra, oppure serve qualcosa di più? Io adoro Gianluca Grava, ma se la Juve mette in campo Nedved, se l'Inter mette in campo Zanetti, se il Milan mette in campo Maldini, può Gianluca Grava fare quel ruolo? Non so se Gianluca può essere un po' all'altezza, ma il punto l'hai centrato. Le figure dirigenziali intermedie fanno un lavoro oscuro, a noi sconosciuto, ma risolvono i problemi che a Napoli pare che non li può risolvere nessuno. L'ammutinamento dell'anno scorso, probabilmente situazioni del genere sono successe ogni anno in qualche spogliatoio italiano, ma non ne siamo nemmeno venuti a conoscenza. Le figure di spessore intermedie impediscono totalmente che succeda qualcosa, o comunque riescono ad intervenire prima. Altro ruolo importante a volte lo giocano alcuni giocatori stessi. Molti o pochi probabilmente sanno di quanto sia stato importante il ruolo di Pepe Reina nel triennio sarriano nello spogliatoio del Napoli. Però questo non è probabilmente una volontà societaria, quello di delegare a figure terze gli equilibri. Nonostante l'esperienza dell'ammutinamento dell'anno scorso dovrebbe aver insegnato a loro che in un attimo
il Napoli ha rischiato una svalutazione di se stessa, si è scoperta nuda di fronte a una presa di posizione dei calciatori, si è scoperto che il Napoli valeva i calciatori in sostanza, e se tu svaluti la rosa hai svalutato tutto, perché non c'è altro che dà valore a questa società. Sì, c'è un minimo di blasone, la partecipazione alla Serie A, ma finisce lì. Il grosso sta nel patrimonio dei calciatori, che se fanno un'annata storta ti fanno scendere di 200 milioni in meno il valore della rosa e della società, di 100 milioni, quello che sia. Credevo che quella fosse stata un'esperienza che avesse insegnato qualcosa. Francamente, probabilmente ci sono idee così radicate nella testa di chi comanda che la pensano in maniera diversa. Per chiudere, e quindi gli confido in grava, ci spero, ma credo che sia un pensiero del tutto nostro, ma non ci sia la volontà di inserire figure di questo spessore. La famosa società snella, che però in realtà invece di essere più veloce e più efficace molto spesso è più lenta e poi soffre di altre problematiche perché non hai come tappare questi buchi. Maurizio, io ti ringrazio infinitamente per questa chiacchierata e speriamo di poterci risentire nella prossima annata e parlare di una buona stagione per il Napoli. Assolutamente, speriamo di parlare di calcio. Grazie a te, nel senso che entrambi e tutti noi siamo ansiosi solo ed unicamente di commentare le gesta in campo dei nostri beniamini. A sto punto te lo chiedo, ti aspetti belle cose? Ti piace Spalletti? Non mi sono espresso per una coerenza, nel senso che io sono rimasto così deluso dall'episodio di domenica che io, fin quando non ottengo una risposta decente, non mi metto a commentare ancora il nuovo allenatore. Non sei Ovviamente solo. cerco di non giudicare minimamente dalla simpatia personale o meno. Molti sono rimasti male perché Spalletti non risulta simpaticissimo, francamente. A me non è fra gli allenatori antipatici, il suo curriculum è di buon livello. Se farà bene a Napoli non dipenderà certo solo da Spalletti, dipenderà dalla rosa a disposizione, dalla società, e per società non intendo la figura del presidente, tutte le figure societarie, se lavoreranno all'unisono tutti in una sola direzione. Il successo è un'alchimia di fattori. Noi abbiamo 3 anni fa visto che le stelle si sono unite insieme, allineate parallelamente, e tutto è girato bene. Laddove non ti capita il fato che ti aiuta in questo allineamento, deve starci la buona volontà societaria di lavorare tutti e remare uguale praticamente. E in questa orchestra Spalletti può giocare il suo ruolo importante, senza... Mamma mia. Metto un punto e chiudo perché di più non si può avere. Grazie infinite. Di cuore, Valerio. Alla prossima. Credo che a questo punto sia ben chiaro che quando noi facciamo delle critiche alla società lo facciamo la nostra critica viene da un posto d'amore, viene dall'amore che proviamo per la squadra e vogliamo che questa squadra cresca insieme ai tifosi e che possa occupare un posto importante nel panorama internazionale. Abbiamo tutte le carte in regola perché Napoli non è solo una squadra, Napoli è un brand, è una città, è famosa nel mondo, si può fare di più. De Laurentiis, noi non ti chiamiamo con brutte parole, noi siamo un altro tipo di canale, siamo un'altra community, noi non facciamo quella cosa, oh pappo, non è proprio noi diciamo stai attento che guarda che tu hai nelle mani una potenzialità incredibile, distribuisci a dei professionisti le cose che bisogna fare, social media, brand awareness, fallo bene, delega però, perché da solo non puoi fare tutto, non è umano fare tutto, e vedrai che non ci saranno Spalletti out, non ci saranno Gattuso out, non ci sarà gente che se la prende con gli arbitri, saremo contenti di una crescita progressiva e di stare lì a lottare per un sogno, perché il calcio è un sogno, sono le storie dell'Albo d'Oro, non ce ne frega niente. Da New York, Valerio Fluido è tutto, basta. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo.